presentiamo il 31 di maggio. Certo, poi mi interessa crescere e raddoppiare come Lega, mi interessa anche vincere come coalizione, quindi vincere in Veneto e giocarci tutte le nostre carte anche laddove la sinistra governa da decenni, penso all'Umbria, penso alla Liguria, e fare delle corse positive in Toscana e nelle Marche, in Puglia. Ecco, a proposito di questo, Matteo, stamattina ho letto sul quotidiano genovese che c'è stata una specie di frattura dentro il centrodestra, è uscito il movimento di Musso, che diciamo ha un casino, lì ci sono fratture nel centrodestra, fratture nel centrosinistra, fratture nell'NCD, lì è la scissione dell'atomo, nel senso che c'è un pezzo di NCD che va a sinistra, un pezzo di NCD che va sopra, uno che va sotto. Mi interessa poco, a me interessa la linea della Lega, il programma della Lega, i progetti della Lega per Genova, per la Liguria. Ti do solo questo dato che dovrebbe far capire come la Liguria sta tornando indietro, si sta avvicinando al Nord Africa più che al Nord Europa. 5 anni fa erano 50.000 le persone che da fuori Liguria venivano a farsi curare negli ospedali liguri. Quindi vuol dire che 5 anni fa c'erano 50.000 persone che arrivavano in Liguria perché trovavano qualcosa. L'anno scorso 20.000 liguri sono andati a farsi curare in ospedali fuori dalla Liguria. Quindi il trend si è esattamente invertito. C'è una sanità che invece di andare avanti sta tornando indietro. E questo vale per il turismo, per l'agricoltura. Se i liguri vogliono tornare indietro, scelgono la paita, che significa scegliere Renzi e Burlando. Se vogliono tornare a guardare avanti, noi gli abbiamo offerto un'alternativa facendo anche un sacrificio come Lega, facendo un passo indietro come Lega che sono sicuro verrà premiato dagli elettori. Abbiamo modo di parlare per i 48 giorni prossimi di regionali, però siccome il tempo non è tantissimo, io vorrei anche partire dalla cronaca. La prima pagina dell'Ansa di stamani si apre con 9 cadaveri recuperati dalla Guardia Costiera a 80 miglia dalle coste della Libia. Ed è l'ultima delle cosiddette tragedie. Io non so come facciano a dormire Renzi, Alfano e la Boldrini. Io nei loro panni con le mani sporche di sangue avrei la coscienza sporca e non riuscirei a dormire, perché è una strage continua, più ne partono e più ne muoiono. Leggevo che solo negli ultimi 3 giorni sono stati raccolti 5.629 immigrati, solo ieri 22 barconi. Io mi domando, le operazioni internazionali e la complicità di Renzi e di Alfano, quanti milioni di euro stia portando nelle casse dei terroristi, quanti morti ancora dovrà causare prima che la smettano. Se ci fossi io, se ci fossimo noi al governo, sicuramente domani mattina le navi della Guardia Costiera e della Marina Militare rimarrebbero in porto, e se dovessero uscire sarebbe per pattugliare, difendere e delimitare le acque territoriali, non per fare i taxisti degli scafisti, perché veramente finiranno queste morti, questi sbarchi, non so quanti altri disastri occorrano ancora per far capire a questi ipocriti. Tra l'altro, a proposito di numeri, 5.600 è caduta la linea, però sono 5.629, ricordava prima Matteo Salvini, e è il numero che fornisce anche l'agenzia ANSA stamani. Sono 5.629 le persone, i migranti diretti verso l'Italia, scrive l'agenzia ANSA, soccorsi negli ultimi 3 giorni, dal 10 al 12 di aprile. Nella sola giornata di ieri il Centro Nazionale Soccorso della Guardia Costiera ha coordinato interventi d'assistenza a 22 unità, tra gommoni e barconi fatiscenti, scrive l'agenzia ANSA, oltre ai 9 cadaveri recuperati poche ore fa dalla Guardia Costiera a 80 miglia dalle coste della Libia, nell'area dove si è capovolto un barcone carico di persone. 144 persone sono state salvate e tuttora, scrive l'agenzia ANSA, sono in corso ricerche di eventuali dispersi, alle quali partecipa anche un aereo, una TR-42 della Guardia Costiera. Tanto non so se non è raggiungibile in questo momento Matteo Salvini, per cui vediamo di recuperare il collegamento telefonico al più presto, anche perché c'è un altro tema del giorno, per così dire, e poi ci sarà la possibilità anche per chi vuole di intervenire, naturalmente. Oltre a questo, però, la prima pagina dell'agenzia ANSA che abbiamo citato prima si apre con la notizia dell'annuncio di Hillary Clinton, correrò per la Casa Bianca, con un video che viene riportato anche dall'agenzia ANSA, nel quale sostanzialmente Hillary Clinton si rivolge al ceto medio e alle minoranze. Sono
le famiglie e il ceto medio il suo target, per così dire, ma in una chiave multietnica, in una chiave di risalto della figura femminile. Le famiglie sono forti, quando solo le famiglie sono forti l'America è forte, uno degli slogan del video che compare sul sito di Hillary Clinton, e mi metto sulla strada per guadagnarmi il vostro voto. Lo slogan principale è: ogni giorno l'America ha bisogno di un campione, voglio essere quel campione. Oltre a questo, l'agenzia ANSA si occupa anche delle perquisizioni in corso, sempre in relazione all'indagine CPL Concordia. I carabinieri stanno facendo perquisizioni tra Modena e Roma presso la sede della CPL Concordia negli uffici dei dirigenti, nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti alle cooperative, alla cooperativa principalmente CPL e alle cooperative rosse. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento. Matteo, stavi dicendo i numeri che l'ANSA fornisce appunto a proposito dei salvataggi in mare negli ultimi 2 giorni. Ma i numeri del 2015 sembrano destinati a far superare il flusso record via mare del 2014. 171.000 persone sono arrivate l'anno scorso. Stando agli ultimi dati che ho visto, 64.800 hanno chiesto asilo in varia forma, 66.000 sono state sistemate fra CARA e SPRAR, cioè centri assistenza richiedenti asilo e sistema di protezione. Con tutto quello che ne è venuto fuori in questi mesi intorno a questi centri, no? Mezzo miliardo di euro all'anno minimo, la cifra che si spartiscono, con quelle modalità che abbiamo tutti sentito, che l'immigrato mi fa guadagnare più della droga, diceva uno dei big del settore. E a maggior ragione quando quel fenomeno di Renzi parla di questo presunto tesoretto ti girano le balle, perché l'anno scorso ce lo siamo bruciato tutto per pagare colazione, pranzo e cena a migliaia di clandestini. Ecco, però io vorrei capire se c'è un dato, te lo chiedo, perché magari tu hai dati di prima mano superiori a quelli che abbiamo noi come lettori di giornali, perché se è vero che 66.000 sono stati sistemati in qualche modo tra CARA, SPRAR e via dicendo, più della metà che fine fanno su 170.000? C'è circa 100.000 fantasmi, non sappiamo dove sono, non sappiamo chi sono, non sappiamo come campano, non sappiamo se sono persone per bene, se sono per male, se sono futuri aderenti all'ISIS, futuri jihadisti, futuri terroristi, ma i 5.629 raccolti negli ultimi 3 giorni, chi sono? Dove sono? Dove andranno? Come camperanno? È veramente un'invasione senza precedenti. C'è un governo di matti. Noi abbiamo un governo di matti che mette a rischio l'incolumità di 60 milioni di persone che vivono in Italia per, non so se per incoscienza, se per incapacità, per complicità, non lo so. So che c'è un'invasione in corso senza precedenti a cui va posto un termine con ogni mezzo possibile. Altro argomento, tu hai citato prima la questione del tesoretto, è una questione che messa in numeri diventa ridicola, perché si è parlato di una cifra di 1.600.000.000 che tra l'altro non si sa se c'è, perché è stata annunciata, e tutt'al più deriverebbe da un aumento dello 0,1% del deficit pubblico sul prodotto interno lordo, no? Si fa debito in più. Comunque mettiamo pure che sia 1,6 miliardi, il ministro dell'economia dice li diamo a 7 milioni di poveri, fra virgolette. Verrebbe fuori 22 euro all'anno pro capite sostanzialmente, nel momento in cui questo è un governo veramente, cioè fa impallidire gli 80 peggio, euro è peggio del governo Monti, è peggio, ma il mago Telma al posto del ministro Padoan sarebbe più attendibile. Dai, adesso diciamocela tutta. Se veramente trovassero dei soldi da regalare per raccattare 3 voti in campagna elettorale e non li dessero agli ultimi massacrati, penso agli agricoltori a cui vengono estorti 300 milioni di euro di IMU agricole, alle vittime della legge Fornero, io l'ho detto e manterremo l'impegno, noi blocchiamo le attività in Parlamento con gli uomini e le donne che abbiamo in disposizione alla Camera e al Senato. Se veramente ci fossero dei soldi per l'incompetenza di questa gente che non c'erano fino a settimana scorsa, e se non venissero destinati ai primi che dovrebbero essere riabilitati, quindi alle vittime della legge Fornero, noi facciamo passare giorni e notti in Parlamento, altro che legge elettorale.
E a proposito del famoso tesoretto, 22 euro all'anno sarebbe il calcolo, non so uno come possa, diciamo, immaginare di chiamare tesoretto e di parlare di poveri e di spinta economica, perché il ministro dell'economia ha detto: con sta roba qua noi facciamo ripartire l'economia. Si può dire di tutto praticamente, no? Anche illustrando il documento di economia e finanza e dire il contrario di quello che c'è scritto dentro nello stesso testo presentato dal governo. Però c'è un altro dato oggi che mi sembra abbia colpito abbastanza gli ascoltatori, ovvero il fatto che a smentire tutte queste storie su tesoretti e rilanci di crescita economica, l'IRPEF, che è una delle tasse, diciamo, che più gravano su chi non può fuggire, diciamo così, e sui ceti cosiddetti medi, medio-bassi, l'IRPEF negli ultimi 8 anni come prelievo a livello statale, regionale o comunale è cresciuta il doppio dei redditi dichiarati. Questo è uno dei misteri, diciamo, perché le aliquote teoricamente sono sempre quelle, però tra deduzioni, detrazioni e come dire, l'assetto fiscale complessivo, la tassa pesa il doppio di quello che sarebbero la crescita dei redditi degli italiani, che non c'è stata perché i redditi hanno arrancato, ma la tassa cresce. Allora, qua si quello pone che proponiamo oggi, Giulio, questione fiscale. Domani. Questione fiscale. Flat tax, aliquota fiscale unica, non è una proposta fatta all'opposizione per recuperare 2 voti, perché tanto una volta al governo non la potremmo mai applicare. Abbiamo una faccia sola, la proponiamo all'opposizione, sarebbe il primo impegno su cui noi lavoreremmo nei 1000 giorni di Renzi, nei 15 giorni, per portare l'Italia a essere attrattiva, a essere socialmente e fiscalmente giusta. Aliquota fiscale unica al 15%. Su questo noi sfideremo Renzi quando avrà la bontà di far tornare a votare gli italiani, una concezione dello Stato e del fisco completamente diversa rispetto a quello della sinistra. Per loro viene prima lo Stato che decide tutto, per noi è più importante il cittadino, un cittadino che tassato al 15% paga e paga volentieri. Passato al 60%, se può evadere lo fa, è assolutamente comprensibile, perché si tratta di legittima difesa. Quindi qua stiamo parlando delle briciole, tutta è tornata a crescere, Giulio. Noi siamo lì con lo 0, tutta Europa e tutto il mondo stanno crescendo, con un petrolio così basso, con un cambio euro-dollaro così basso, tutto il mondo normale, con dei ministri normali e delle politiche economiche normali, sta crescendo. L'Italia è lì allo 0. Allora, c'è un ministro del lavoro che dice l'occupazione stabile è cresciuta di 80.000 unità, contratti a tempo indeterminato. Esce il numero dell'Istat e dell'Inps, sono 13 di numero i contratti che sono stati trasformati da precari a semitemporali. Il ministro del lavoro è quello che si occupava di cooperative, che veniva fotografato a tavola con personaggi poi finiti in inchieste poco rassicuranti. Stai parlando di quella persona lì? Del signor Poletti, sì. Stai parlando anche di quel mondo delle cooperative su cui sono in corso perquisizioni questa mattina per beccare eventuali altre tangenti e consulenze finte. Sono sempre quelle cooperative lì? Pare di sì. Quelle che hanno anche finanziato le campagne elettorali di decine di esponenti, soprattutto del Partito Democratico, che vergognosamente ancora non hanno restituito quei soldi. Stiamo parlando di quello? Stiamo parlando di quell'ambiente lì, che è stato tra l'altro l'oggetto del primo decreto del governo un anno fa. Questo non lo ricorda quasi nessuno, però il primo decreto fu il decreto Poletti, che andava a beneficio... Ma non per conflitto di interessi, dai, non essere maligno, è stata una coincidenza. La vicinanza di interessi anche economici, oltre che politici, tra mondo delle cooperative rosse e Partito Democratico, non puoi sostenerla né tu né posso sostenerla io, è solo un'ipotesi, è solo un dubbio. E quando c'è è a insaputa dei protagonisti, come ha dichiarato uno dei... È insaputa che hanno incassato decine e decine di migliaia di euro, ma qualcuno ho visto che ha restituito, qualcuno con la coscienza a posto nel PD c'è che ha restituito i soldi avuti da questa CPL. Mi piacerebbe che per dignità tutti coloro che sono stati lautamente finanziati, e abbiamo visto che sono tanti, i nomi sono pubblici, anche di persone che poi fanno la morale alla Lega, ecco, mi piacerebbe che avessero un sussulto di dignità e, visto quello che sta emergendo, restituissero i soldi avuti da cooperative discusse. Non solo la CPL però, perché per una CPL in meno c'è una CCC, c'è una CMC, ce ne sono tante altre, quindi il problema di liquidi... Che non ho mai...
E perché a noi non hanno mai offerto una lira? A me non hanno mai dato una lira. O siamo più brutti o non gli serviamo, non lo so. Proprio facciamo l'appello in diretta, però, perché servono parecchio anche qua i soldoni fruscianti. Facciamo un appello alle cooperative serie, a quelle vere. Noi siamo a disposizione per combattere al fianco delle cooperative vere, non di quelle false, che sono cooperative solo di nome per sfruttare a tempo determinato a 3 euro all'ora i lavoratori. Ecco, prima della pausa pubblicitaria, Matteo, restando in tema di soldi pubblici, allora 9 miliardi di euro è il taglio complessivo a regioni, comuni, quel che rimane delle province, Conguaglio, Imutasi e compagnia bella. 9 miliardi in meno agli enti locali cosiddetti, dalle regioni in giù. 2 miliardi e mezzo di tagli alla sanità, 5 miliardi complessivamente alle regioni. 1 miliardo e 6, dice Padoan e Renzi e compagnia bella, è il tesoretto. Allora, 9 miliardi tagli alle regioni senza considerare tutto il resto. E quindi le regioni come minimo si rifanno sul contribuente, perché nel discorso IRPEF che facevamo prima l'addizionale comunale e regionale ha inciso. È aumentata anche la quota statale, però è chiaro che è così. Fa ridere il discorso del famoso tesoretto araba fenice da 1 miliardo e 6, 22 euro all'anno per i 7 milioni di destinatari, e poi c'è dall'altra parte una cifra 8 volte superiore che è un taglio, cioè un costo in più per il cittadino, un aggravio in più di spesa. O in termini molto semplici per gli ascoltatori, Regione Lombardia vuol dire un taglio di 500 milioni di euro, il che vuol dire che Regione Lombardia per il momento è impossibilitata a togliere i ticket sui farmaci e sulle visite mediche, cosa che avremmo voluto fare. Quindi se invece di trovare tesoretti avessero lasciato alle regioni virtuose i soldi che loro spettavano, ai cittadini lombardi ad esempio sarebbe stato tolto il ticket sulla sanità. Però magari a Renzi dà fastidio che queste cose le possa fare un Maroni o un Luca Zaia, e quindi lui preferisce fottere i cittadini di tutti i comuni e regioni italiane per poi fare il fenomeno e andare al circo a distribuire i 20 euro a testa. Però funziona una volta, secondo me. La seconda volta la gente si incazza e ti viene a cercare. Pubblicità e poi apriamo le linee 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta con Matteo Salvini. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Allora, linee aperte con Matteo Salvini, ma una cosa ancora volevo chiederti, Matteo, a proposito della reazione della Turchia alle parole del Papa, che ha ricordato un fatto storico, cioè il genocidio degli armeni 100 anni fa, nel 1915, il primo genocidio del Novecento per mano islamica contro la minoranza armena, che peraltro era anche la prima comunità cristiana dell'epoca, e la Turchia dice non è vero, togliamo via l'ambasciatore, il Papa ha detto una cosa che non sta bene, via dicendo. Una reazione, diciamo così, altamente indicativa di cos'è la Turchia di oggi, sostanzialmente. Per non parlare del suo ruolo ambiguo sul discorso dello Stato islamico e della sua espansione. Perché oggi stesso scriverò
sia a Renzi, il Presidente della Commissione Europea, ente inutile fra gli enti inutili, Juncker, che al Presidente del Parlamento Europeo Schulz, per chiedere, come Lega Nord, la chiusura ufficiale e definitiva dei negoziati per l'adesione della Turchia in Europa, che è cominciata 10 anni fa, proprio nel 2015. Io penso che ieri abbiano gettato definitivamente la maschera. Uno Stato che dopo un secolo non riconosce lo sterminio di 1,5 milioni di persone, che fa lo schizzinoso, convoca e ritira ambasciatori, è uno Stato indegno, non dico di entrare in Europa, ma neanche di avere la possibilità di negoziare un ingresso in Europa. Quindi io dico che dopo 10 anni di inutili negoziati, oggi è giunto il momento di dire: ragazzi, amici come prima, ognuno per la sua strada, la Turchia non è né mai sarà Europa. Quindi io ringrazio Papa Francesco perché ha avuto le parole, la forza e il coraggio di smascherare quella che è un'enorme bufala della Turchia moderna, europea e democratica. Dopo 10 anni di farsa chiudiamo definitivamente i negoziati per l'adesione della Turchia all'Europa. Cosa ci faccia la Turchia ancora nella NATO, oltretutto, è un altro punto di domanda. Questo lo chiediamo al fenomeno Obama, a quello che va a chiudere giustamente decenni di sanzioni con la Cuba di Castro e invece comincia con le sanzioni alla Russia di Putin. Mi sembra veramente una follia, è un personaggio pericoloso. La politica estera di questi anni degli Stati Uniti è una politica pericolosa e guerrafondaia, e io mi auguro che ci sia qualcuno, se non a Bruxelles in Italia, che abbia il coraggio di alzare il dito e di dire no. 2 telefonate, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giancarlo di Padova. Ieri ho pagato la tessera e mi sono iscritto alla Lega Nord e sono orgoglioso. Ecco, una domanda volevo fare. Prima o dopo cesseranno questi sostentamenti a questi extracomunitari che vengono su. Come faremo a mantenerli, viste le situazioni economiche nostre? Bene, seconda domanda, pronto? Sì, pronto. Io sono Ermanna, volevo una risposta, nessuno me la sa dare, neanche in regione. Dunque, io ho un camper di 25 anni e una macchina di 22. Il bollo devo pagarlo o non devo pagarlo? Perché c'è chi dice di no. Questa è veramente un quesito interessante, se mi permette. Credo che Matteo Salvini, tra le sue varie occupazioni, non ne ho la più pallida idea. sia anche esperto di tasse automobilistiche. Comunque non ne ho la più pallida idea. Sicuramente mi stupisci, Matteo, Rom, mi stupisci. Pensavo che tu ci sarebbero camper e auto più moderne e con meno problemi e ambiguità. Comunque, visto che noi cerchiamo di dare un servizio, proviamo a dare un colpo di telefono noi a capirci qualcosa. A proposito di Padova, grazie all'amico Nuovo Tesserato, oggi sul Mattino di Padova, per la serie Cronache Marziane, qualcuno si è sconvolto perché ho evocato le ruspe e gli sgomberi dei campi rom abusivi. Ci sono i rom che minacciano proteste contro il brutto e cattivo sindaco leghista di Padova, che li vuole ricondurre alla normalità e sgomberare laddove abusivi. I rom dicono: Padova è la nostra città, non la lasciamo, dateci le case popolari, altrimenti scateneremo la protesta. Io sono sempre lì che la ruspa è sempre la ruspa, per quanto mi riguarda. Altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Padania Libera. Io volevo chiedere una cosa. Ho scoperto ieri che nel mio comune sono arrivati 40 immigrati clandestini. Sono stati messi in una struttura privata. Ora vorrei sapere chi paga le spese di questi. Faccio una domanda a Matteo Salvini: io posso andare in comune e chiedere chi paga le spese di questa gente? Anche tu, ecco, poi volevo fare una provocazione. Visto che alla Regione Lombardia sono stati tagliati dei fondi, no? Facciamo una bella cosa, noi potenziamo per quanto riguarda la sanità e invece non tocchiamo più niente, lasciamo andare in malora le strade, tutte le cose, in modo che la gente un domani, quando comincerà a scoppiare le gomme sulle buche delle strade, anche i comunisti si incazzeranno, penso. Padania Libera.
Bene, altra chiamata 02 66 20 35 29 con noi Matteo Salvini, pronto? Buongiorno, Cristiana, provincia di Milano. Grazie per quello che sta facendo il signor Salvini. Grazie mille, io sono veramente molto contenta di essere della Lega. Sono 2 anni che sono con voi, prima ero con Forza Italia che mi ha tanto deluso. Volevo solo incoraggiare Matteo Salvini, dire che noi siamo con lui. Ho fatto il gazebo sabato, c'è stato tantissima gente che si è fermata, abbiamo raccolto tante adesioni e spero che queste adesioni sortiscano qualcosa, perlomeno un po' di informazione, insomma ne venga fuori qualcosa. Grazie signor Salvini, continui così che siamo sulla buona strada. Grazie, buongiorno, grazie. A lei, prego Matteo. Ringrazio, ne approfitto per ringraziare gli almeno 5.000 militanti e volontari che in questo bellissimo fine settimana di sole e di partecipazione sono stati in più di 1.500 piazze con il gazebo del Chiedo Asilo. Tanta gente che, almeno simbolicamente per il momento, ha chiesto di rinunciare alla cittadinanza italiana, visto che avere la cittadinanza, invece di dare più diritti, ti dà solo più doveri, mentre hanno più diritti quelli che stanno sbarcando in questi minuti, in queste ore, a cui lo Stato italiano, per il semplice fatto di chiedere asilo, che poi nella maggioranza dei casi non viene riconosciuto, però hanno colazione, pranzo e cena garantito, e spesso e volentieri, come documentato ormai da numerosi giornali e televisioni, in alberghi a 3 o 4 stelle, con affreschi, con piscina, con TV color, con palestre, con wifi gratuito, di tutto e di più, insomma. Bene Matteo, allora noi sappiamo che adesso ci devi lasciare, se non sbaglio, se no, sì, contrariamente... Io vi ringrazio e vi saluto. Domani mattina, Giulio, sarò fuori dall'Assemblea del Monte dei Paschi di Siena, perché ormai sul pallottoliere del buco non ho capito se il debito sia di 5, 6, 7, 8, 9, 10 miliardi, ormai è difficilmente quantificabile, è proprio il segno più evidente del disastro del legame tra sinistra e banche. Quando qualcuno indagherà, io penso che dovrebbero finire in galera non 2 o 3 capri espiatori, ma alcune decine di persone, visto che quella è sempre stata terra rossa dal Comune di Siena, la provincia di Siena, la regione Toscana. Ai governi che si sono succeduti qualcuno dovrebbe risponderne, qualcuno dovrà risponderne. Ma lì mi pare che ci sia in atto una cosa del tipo: puniamo 3-4 mariuoli per fatti minori, e sull'entità di questo colossale buco si sorvola. Esatto. Comunque non ci stiamo annoiando, Giulio, dalla politica estera e quindi allo stop ai negoziati con la Turchia, alla politica estera, al mio prossimo incontro con Putin, che ci saranno nelle prossime settimane. Io giovedì sarò al Salone del Mobile, alla Fiera di Milano, e ho già ricevuto decine di mail da parte di produttori, imprenditori, commercianti, artigiani disperati perché queste sanzioni contro la Russia stanno creando danni miliardari a tanti settori economici, e quindi, siccome a luglio si dovrà decidere se rinnovare o meno queste sanzioni, noi come Lega faremo tutti i pressing possibili e immaginabili perché la si finisca con queste sanzioni idiote. E intanto purtroppo andiamo avanti ad aggiornare il pallottoliere dei morti. Oggi altri 9, se non sbaglio, sul fondo del Mar Mediterraneo, morti che non dovrebbero far dormire i buonisti, che dicono a questa gente partite, poi tanti ne annegano, tanti vengono qua, tanti finiscono nelle mani della criminalità. Finirà prima o poi il monopolio delle coscienze dei Renzi, degli Alfano e delle Boldrini. Matteo, l'ultima cosa, proprio un po' più leggera, perché abbiamo letto stamani che c'è in programma anche un viaggio negli Stati Uniti, no? Hai dichiarato al Corriere della Sera. Sì, noi non siamo lì a fare il derby Milan-Inter, questo è buono e questo è cattivo. Io penso che Putin abbia ragione, però voglio ascoltare le ragioni anche degli altri, provare a portare la mia idea del fatto che nel 2015 non è con le guerre che si risolvono i problemi, non si può esportare la democrazia con le bombe e non si può dialogare con i carri armati della NATO ai confini con la Russia. Però voglio andarlo a dire, a portare come concetto di persona anche negli Stati Uniti, facendo in piccolissimo quello che posso fare. Ma vedrai anche nonna Hillary?
dalla padella alla brace, però penso che peggio di Obama sia difficile fare. Lei punta anche per quello, dice sono una nonna, è un di più nella mia corsa alla presidenza. È bello che le nonne facciano le nonne. Quante nonne ci stanno ascoltando in questo momento? Quante nonne e quanti nonni? È bello godersi i nipotini senza cercare di fare i re del mondo. Però va bene, noi abbiamo Renzi, non è nonno, ma è dannoso anche lui. È nipote, diciamo, per età, potrebbe essere nipote di Hillary, ma comunque e più o meno lo è. E più o meno lo è perché ha fatto quel famoso viaggio al Dipartimento degli Esteri parecchi anni fa, ha portato là, insomma, così, a imparare qualcosa, diciamo così. Comunque, grazie a Matteo Salvini. Grazie a voi, buona giornata. E noi adesso facciamo uno stacco musicale di quelli super, ma veramente super. Poi spieghiamo il contesto. Generale, dietro la stazione, lo vedi il treno che portava il sole, non fa più. Di Enrico Ghezzi e Marco Giusti ha dedicato una puntata sabato scorso 11 aprile alla karaoke rock bike del Bike J Dejan. In circa 10 minuti di trasmissione Blob ha proposto il meglio dei politici che Dejan è riuscito finora a far cantare. Il risultato è stato veramente divertente, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina stamani. Ci sono Bersani, Landini che abbiamo sentito, Verdini, Vendola, Orfini, Fassina, Razzi e tanti altri che si fanno la loro bella cantatina davanti ai microfoni di karaoke rock bike, radio rock. C'è anche Nichi Vendola. Eccolo! Spulciando tra le altre notizie, visto che abbiamo citato la prima pagina dell'ANSA, citiamo anche la prima pagina di un quotidiano che spesso riporta notizie interessanti, il quotidiano La Notizia internet, sito internet, lanotiziagiornale.it. Si è fatto un gran discutere di appalti pubblici in questo periodo, appalti pubblici fuori controllo, 90 miliardi a rischio, scrive Maurizio Grosso in un articolo pubblicato il 12 aprile scorso che trovate sul sito internet lanotiziagiornale.it. Troppi soggetti che bandiscono gare, appalti pubblici, nel bel paese. Un mare magnum all'interno del quale galleggiano decine di migliaia di stazioni appaltanti del tutto fuori controllo. Il costo di questo sistema magmatico
è di circa 135 miliardi di euro, secondo gli ultimi dati disponibili. È la cifra spesa ogni anno dallo Stato nel suo complesso per acquistare forniture di beni e servizi. Solo una parte di questa spesa, 135 miliardi in totale, solo una parte, 40 miliardi, è presidiata dalla Consip, che è la centrale pubblica degli acquisti del Ministero del Tesoro, guidato dal ministro Padoan, che ha come obiettivo quello di far risparmiare lo Stato centrale e gli enti locali proprio nelle procedure di approvvigionamento. Rimangono scoperti più di 95 miliardi, probabilmente qualcosa meno, visto che esistono altre centrali appaltanti che presidiano altre fette residuali di appalti e commesse. Cosa fare per contenere questo fiume di spese all'interno del quale si annidano rischi enormi di corruzione? La ricetta proposta in uno dei dossier messi a punto dall'ex commissario alla spesa pubblica Carlo Cottarelli poggiava su 4 proposte principali. Per prima cosa, Cottarelli proponeva un ampliamento del presidio di spesa attraverso i soggetti aggregatori. Di che si tratta? Si tratta di affidare sempre più categorie alla centrale acquisti tipo Consip, ma non solo, perché anche diverse regioni hanno la loro centrale appaltante più o meno unica. C'è Estav in Toscana, Intercent in Emilia-Romagna, Arca in Lombardia. Insomma, scrive il gruppo di lavoro di Cottarelli, si potrebbe allargare la sfera di intermediazione di appalti di questi soggetti aggregatori. Dopodiché si propone l'individuazione di gare gestite esclusivamente da soggetti aggregatori, in modo tale da togliere discrezionalità ai troppi polverizzati centri appaltanti che abbiamo oggi. Ce ne sono troppo numerosi. Ancora si propone di utilizzare strumenti telematici per ridurre al minimo le spese di predisposizione delle procedure di gara ed appalto, e infine chiedeva Cottarelli l'introduzione di un controllo rigoroso sui contratti stipulati al di fuori dell'utilizzo di centrali uniche. Per il gruppo di lavoro coordinato da Cottarelli, l'eventuale adozione di questa ricetta potrebbe portare a risparmi di non poco conto. Il dossier presenta anche una griglia in cui si cercano di considerare i limiti minimi e massimi di risparmio che l'adozione di ciascuna di queste 4 misure potrebbe garantire. Visto che il rapporto è stato scritto all'inizio del 2014 ma pubblicato soltanto di recente, la conclusione è che nel triennio 2014-2016 si sarebbe potuto risparmiare da un minimo di 1 miliardo fino a un massimo di 3 miliardi e 200 milioni. Le cifre però non esauriscono lo spettro dei risparmi possibili, perché nell'analisi del triennio il trend è in crescita. Insomma, una combinazione intelligente di queste 4 misure, in fondo non così complicate, potrebbe veramente alleggerire quel fardello da 135 miliardi di euro che ogni anno appesantiscono il bilancio dello Stato. Questa era una delle proposte del commissario alla spesa pubblica Cottarelli. Che scivolò nel fiume.
Nel meridione d'Italia le pensioni di invalidità civile rappresentano il 23% del totale delle pensioni erogate nell'area, sono 1.250.000 su un totale di 5.470.000 assegni, una percentuale doppia rispetto al nord. È emerso dall'osservatorio INPS sulle pensioni con dati riferiti a fine 2013. Nel complesso le pensioni di invalidità civile INPS sono 2.800.000, importo medio mensile 420 euro, con prevalenza nel sud e nelle isole. Al centro il 16,8% degli assegni di invalidità, al nord meno di 1 milione. Nel sud meno di 1 milione su un totale di 2.800.000. Nel sud c'è una percentuale superiore al nord anche per gli assegni di invalidità ordinaria, cioè quelli riconosciuti ai lavoratori che possono far valere 5 anni di contributi e abbiano una capacità lavorativa parzialmente ridotta a meno di un terzo. Qui l'importo medio sale a 640 euro. Per questo tipo di assegni la percentuale al sud è del 10,37%, con 568.000 assegni, che col 23% dell'invalidità civile porta le invalidità nel sud a un terzo del totale complessivo italiano. Al nord i trattamenti di invalidità sono il 4,26% degli assegni erogati nell'area. Al centro gli assegni di invalidità ordinaria sono il 7,1% delle pensioni erogate nell'area del centro Italia. In sintesi, una pensione su 3 è di invalidità al sud, il 4% al nord, il 7% nelle aree del centro Italia. Il tuo pace come un rock. No, ricominciamo, senatore, si è sbagliato. Sì, ma non è però...
22. E al canta che ti tassa, perché nel frattempo che loro cantano noi paghiamo sempre più tasse, non si sottrae proprio nessuno, ma nessuno si è sottratto, maggioranze, opposizioni, illustri, sconosciuti, semisconosciuti, semi-illustri, tutti hanno partecipato a sta roba qua, che è stata catapultata in prima pagina sull'Ansa sulla scorta del fatto che Blob ne ha fatto un blobbone di tutte queste performance dei politici canterini. Canta che ti tassa. Siamo col senatore Formigoni. Intanto, sempre dalla prima pagina, dal primo piano del quotidiano La Notizia, giornale.it, quante sono le società partecipate dallo Stato? Sempre in tema naturalmente di soldi pubblici, spesa pubblica, sprechi, controllo della spesa, taglio della spesa, spending review, eccetera, eccetera. Lo Stato italiano non sa neanche in totale quante siano le società partecipate e quanti soldi brucino ogni anno. L'articolo è di Stefano Sansonetti sulla notiziagiornale.it. Luigi Einaudi diceva conoscere per deliberare, scrive Sansonetti, citando il grande presidente della Repubblica Einaudi. Se provassimo ad applicare questa massima alla annosa, per non dir noiosa, questione della spending review, in particolare al sempre sbandierato taglio delle partecipate, la conclusione sarebbe più o meno questa: le società, in questo caso locali, in mano a regioni, province e comuni, possono essere razionalizzate solo se si sa quante sono e quante di esse hanno i conti in rosso. Anche qui poi ci sono notevoli differenze fra territori e territori in merito alle società partecipate. Ci sono società partecipate che non sono in rosso, che non hanno cioè conti in perdita, debiti. Ma è proprio su questo punto che l'ex commissario alla spending review Cottarelli ha dovuto alzare bandiera bianca, al punto che tutte le promesse fatte anche dai suoi successori chiamati in causa dal premier Renzi rischiano di non essere mantenute. Il dato certo è che tra i tanti dossier dedicati da Cottarelli agli sprechi di Stato, soltanto di recente sono stati pubblicati alcuni di questi dossier. Proprio quello sulle società partecipate locali ha il maggior numero di bandiere bianche, cioè è quello più inapplicato. Le 42 pagine del rapporto cominciano col tentativo di individuare i numeri in gioco. Viene citata la banca dati del Ministero dell'Economia, secondo la quale al 31 dicembre 2012 le partecipate di regioni, province e comuni sono 7.726, ma il dato è vecchio di più di 2 anni fa. Poi viene citata la banca dati del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Palazzo Chigi, secondo la quale invece le partecipate
sarebbero circa 10.000, ma ci si domanda cosa c'entrino le pari opportunità con il censimento delle società pubbliche controllate. E infine, scritta nero su bianco, arriva l'ammissione di Cottarelli, numero esatto non conosciuto, ma maggiore di 10.000. Il primo dato agghiacciante è che dopo un'infinita serie di commissari alla spesa pubblica, noi non sappiamo ancora quante partecipate esistano, circostanza dalla quale deriva la mancata conoscenza di tutta una serie di dati. Per esempio, una seria operazione di taglio dovrebbe cominciare da quelle partecipate che perdono, che sono in rosso, a rotta di collo. Ebbene, quante sono? Qui il gruppo di lavoro di Cottarelli scrive che le perdite di esercizio palesi nel 2012 sono di circa 1 miliardo e 200 milioni, ma ci si domanda che significa perdite palesi, quali sarebbero quelle occulte? Lo stesso resoconto di Cottarelli spiega infatti che ci sono anche perdite non palesi, finanziate da contratti di servizio e trasferimenti in conto corrente e conto capitale in eccesso rispetto a quanto sarebbe necessario se le società partecipate fossero efficienti. Di questa seconda tipologia di perdite l'ammontare è incerto, scrive Cottarelli. Insomma, basterebbero questi passaggi a far capire che anche Cottarelli si è smarrito nella selva oscura delle società partecipate degli enti locali. Quello che l'ex commissario ha potuto fare è registrare la clamorosa disapplicazione della legge 244 del 2007, una delle ultime finanziarie del governo Prodi, in cui si cercò di vietare alle amministrazioni pubbliche la costituzione di società per la produzione di beni e servizi non strettamente necessari alle loro finalità istituzionali. La norma è ancora in vigore e imporrebbe la chiusura delle società non ammesse. Disposizione però non efficace, scrive Cottarelli, perché la valutazione delle condizioni è lasciata interamente all'amministrazione partecipante. Andiamo bene, commenta giustamente Stefano Sansonetti. In questo caos il report di Cottarelli propone una serie di razionalizzazioni a partire da quelle società create per aggirare il patto di stabilità interno degli enti locali e dalle cosiddette società micropartecipate, ma le stime di risparmio, nello stesso dossier di Cottarelli, sono avvolte nella nebbia più completa. Per Cottarelli si può solo ipotizzare che la dismissione, la chiusura alla vendita delle partecipate per farle scendere da 8.000 a 1.000, come annunciato dal governo, potrebbe far risparmiare 300 milioni, che non è che salvino la baracca, a dire il vero. In più porterebbe a un'eliminazione di perdite per 600 milioni. Altri risparmi per 2-300 milioni conseguirebbero dai programmi di risanamento delle partecipate con perdite più elevate, dalla contrazione dei costi dei vari contratti di servizio inefficienti, soprattutto nel trasporto pubblico locale. Si potrebbero poi ricavare 350 milioni. Complessivamente, conclude il resoconto dello stesso Cottarelli, una stima di risparmi di almeno 2 o 3 miliardi non è irrealistica, però anche dal report di Cottarelli si desume una cosa, che più vaghi di così si muore, conclude Sansonetti giustamente, perché se perfino Cottarelli, che doveva essere quello un po' più esperto di tutti, arriva a una conclusione del genere, è evidente, evidentissimo che più vaghi di così si muore. Highway Duella, vai onorevole, con tutta la voce.
Sempre dal quotidiano La Notizia Giornale, un altro articolo di Stefano Sansonetti ci riporta alla questione degli sprechi. Ma comunque è una questione noiosa, mi rendo conto, perché ogni anno, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese potremo parlare, e parliamo, e abbiamo parlato e leggiamo di sprechi di qua, di sprechi di là, di soldi che corrono a fiumi mentre per chi lavora è difficile averli in tasca, soldi pure a enti ufficialmente soppressi, è il titolo dell'articolo dedicato agli sprechi del Ministero degli Esteri. Anche qui voleva tagliare Cottarelli. C'è da scommettere, scrive Stefano Sansonetti, che molti all'interno del Ministero degli Esteri non ne siano a conoscenza, ma il Ministero per il 2014 stanziava ancora in bilancio 1.136.000 euro per l'ormai defunta Unione Latina, un organismo internazionale disciolto 3 anni fa che si occupava dell'eredità culturale dei paesi di lingua latina, per non parlare dell'assegno da 1.291.000 euro che il Ministero degli Esteri stacca per la partecipazione al BRESCE, che sta per Regional Bureau for Science and Culture in Europe, ufficio regionale UNESCO con sede a Venezia, e ancora la partecipazione alla non meglio identificata Carta Europea dell'Energia costa al Ministero degli Esteri 450.000 euro. Così come per conto di altri ministeri, il Ministero degli Esteri spende 727.000 euro per contribuire alla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa, 224.000 euro, al Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa 96.000, all'Osservatorio Audiovisivo Europeo 262.000 euro. Tutte spese indispensabili? La risposta è che sono spese di cui si potrebbe fare tranquillamente a meno, e il responso viene ancora una volta da uno dei tanti gruppi di lavoro messi su all'epoca dall'allora commissario alla spending review Carlo Cottarelli. Dai documenti la cui predisposizione risale in buona parte al 2014, solo di recente si è venuto a conoscenza, e dalle centinaia di pagine vengono fuori anche chicche niente male sui rivoli più nascosti di una spesa pubblica che in Italia è complessivamente e stabilmente sopra gli 800 miliardi di euro all'anno. Nel capitolo contributi a organismi e enti internazionali, il gruppo Cottarelli mette in discussione anche l'utilità dei 3 milioni stanziati nel 2014 per contributi obbligatori all'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Questo contributo, è scritto nel rapporto finale di Cottarelli, è sovrastimato rispetto alle effettive esigenze connesse alla partecipazione a conferenze e riunioni nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea. Se ne propone quindi il definanziamento per un totale di 3 milioni, proponeva Cottarelli, che poi queste uscite quasi seriali dalle casse del Ministero degli Esteri sono proprio state prese di mira dal rapporto Cottarelli. In discussione anche il contributo volontario versato alla AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dalla cui riduzione si potrebbe spuntare un risparmio di 467.000 euro, così come potrebbero essere risparmiati 95.000 euro dal recesso dal Comitato Consultivo del Cotone e dall'Istituto Internazionale del Freddo. 33.000 euro potevano essere risparmiati dal recesso alla CIEC, Commissione Internazionale de l'État Civil. Piccole cifre, si dirà, ma che messe insieme danno l'idea di quale girone dantesco sia il bilancio di un ministero, perché prima abbiamo parlato delle partecipate degli enti locali. Anche andando ai ministeri se ne scoprono delle belle, e di quanti soldi spesso vengano letteralmente buttati via. Certo, le cifre non sono tutte uguali, soltanto per l'affitto delle sedi diplomatico-consolari all'estero si pagano 30 milioni di euro, che sono troppi per il gruppo Cottarelli, che però su questo tema non si sbilancia in previsioni di risparmio, mentre si potrebbero risparmiare 489.000 euro dalla riduzione delle spese per i comitati degli italiani all'estero. Questo perché l'evoluzione della situazione delle comunità italiane al di fuori dei confini nazionali e la nuova rappresentanza di parlamentari eletti all'estero rendono opportuna una riduzione dei comitati, scriveva Cottarelli. Anche qui soltanto uno dei tanti esempi possibili. E intanto chiudiamo il nostro giro dalla rock, karaoke, rock bike e compagnia bella con... questo lo riconoscerete senz'altro. Liberi, liberi siamo.
Israele in quanto minaccia per il mondo aveva scatenato una pesante polemica, e lì socialdemocratico no, era tornato alle naziste origini. Chiudiamo però, intanto basta far cantare i politici perché ci hanno riempito i padiglioni auricolari di meraviglie. Una canzone nel più squisito segno dell'integrazione e dell'incontro fra le culture. Walter Valdi, un milanese a Milano, buon pomeriggio a tutti.